Erano in 5 con il volto coperto da passamontagna, armati di 2 pistole d'assalto. Hanno messo a segno il colpo a Ponzano, alla Tupperware, in via dell'Industria 1. Nell'azienda specializzata nella produzione di contenitori di plastica e cartone sono riusciti a raggranellare un bottino di appena 20.000 euro dopo aver seminato il terrore con un revolver. I 5, 4 di origine siciliana e 1 campano, residenti nel veneziano, sono fuggiti verso Mestre inseguiti da gazzelle dei carabinieri e pantere della polizia stradale e da un elicottero dell'Arma. Sono stati intercettati ad un'ora dalla rapina alle 22 dopo un rocambolesco inseguimento che ha interessato tutta la direttrice che da Ponzano Veneto porta fino in laguna. Tutti i banditi sarebbero residenti tra Mestre e Spinea. Un 42enne, un 28enne e 2 36enni sono pregiudicati. Il campano, di 34 anni, è l'unico incensurato del sodalizio. Alle loro spalle ci sarebbero numerosi altri colpi, tra cui furti e rapine, ma anche episodi legati a lesioni, tutti commessi nel territorio veneziano.